Allora, Umberto, che io conosco perché posso dire è un collega della Nuova Sardegna, prima di transitare in questa, credo, unica esperienza alla corte di Solu. Alla corte perché Solu è il monarca assoluto, come avrete sicuramente dedotto, l'avete anche capito. Mi voglio riagganciare alle ultime cose che diceva Umberto, anche se io vi volevo parlare più del sistema della comunicazione e della tecnologia della comunicazione. Però Umberto ha dato davvero tanti spunti molto interessanti. Ha ragione lui, i partiti politici non li sostituirà, le formazioni politiche non le sostituirà nessuno, ma neanche i giornali. Questo è il mio punto di vista, nonostante appunto internet, ed è piuttosto singolare il fatto che per quanto riguarda l'avvento della comunicazione nel web, che pure è iniziata diciamo negli anni 92 a livello mondiale e in Sardegna nel 94, noi abbiamo una... No, è troppo forte, c'è un ritorno, forse è troppo forte. Ecco, con l'esperienza di video online fu un piccolo miracolo tecnologico informativo sardo con l'editore Nicola Grauso, che si trovò per le mani, non so se ricordate l'esperienza di video online, peraltro finita anche piuttosto in fretta, ma per forse una sorta di sovradimensionamento della struttura rispetto alla capacità del sistema di recepirla, si era veramente agli albori di quella comunicazione. Ecco, la svolta nell'informazione giornalistica online si ebbe proprio nel 96 attraverso Repubblica, quando ci furono le elezioni politiche. Allora per iniziativa di un redattore di Repubblica, Vittorio Zambardino, venne avviata questa sperimentazione che finì per essere www.repubblica.it, e una delle cose più interessanti fu che in una ventina di giorni ci furono oltre 350.000 contatti. Per il periodo era tantissimo, perché l'informazione sul web non era così articolata, nel senso che soprattutto le testate, che comunque si attrezzavano per dare informazioni sul web, facevano un lavoro di rielaborazione e sintesi delle informazioni del cartaceo e le mettevano in rete. Repubblica invece fece un passo più avanti, arrivando a fondare una vera e propria redazione che tra l'altro venne diretta da Vittorio Zucconi, non so se ricordi, un'esperienza straordinaria seguita a ruota poi dal gruppo RCS, dalla stampa, insomma l'informazione sul web prese piede proprio da allora e paradossalmente si è evoluta, ha continuato, ma di questa informazione tecnologica di cui appunto io vi volevo parlare, nonostante viviamo ormai in un mondo interconnesso dove le notizie viaggiano sulla rete, viaggiano sulla televisione, viaggiano sui telefonini, non c'è più bisogno di avere un terminale, basta un cellulare, basta un telefonino che riprende le immagini, le mette immediatamente nella rete e la notizia è già vecchia un minuto dopo. Quindi servono nuove forme di comunicazione anche in questo caso. Anche la comunicazione politica si sta mettendo, diciamo, al passo con i tempi, però in questo mondo di grandi sovrastrutture anche informatiche, informatizzate, di comunicazione, paradossalmente il ruolo dei giornali locali, io lavoro in un giornale locale, la Nuova Sardegna, sono quelli che risulteranno avvantaggiati di più da questo nuovo sistema, perché come potete capire bene, voi siete tutti credo io, degli ascoltatori privilegiati, attenti, avete compiuto degli studi, credo di spessore, se siete qui a passare il venerdì sera con noi, anziché fare altro, forse vuol dire che insomma qualche interesse l'avete. Avrete notato che i giornali, che comunque si somigliano sempre di più tutti, a parte per ragioni grafiche di scelta, avete visto La Stampa, avete visto l'Unità, sono tutti pensati dalla stessa mente che opera a Barcellona, se non sbaglio, che tra l'altro credo abbia anche disegnato l'Avanguardia, il giornale storico catalano. Non so se vi è mai capitato di prendere in mano questo giornale. Ecco, per esempio La Stampa somiglia sempre meno giornale di notizie, sempre più di approfondimento.
quasi ad assumere a volte le dimensioni di un settimanale. Sono diventati pesanti i giornali, la notizia era legata a un flash ed è lo stesso flash che chiunque di voi possieda un computer, accendendo su ANSA, trova flashando immediatamente ogni momento della sua giornata. Ecco, i giornali locali in più che possibilità hanno in questo mondo interconnesso? Esattamente quello, di dare l'immagine del locale. L'immagine del locale significa essere presenti in tempo reale in quello che sta succedendo. Vi faccio un esempio. CataWeb, che è il sito della Nuova Sardegna, il portale web della Nuova Sardegna, il giorno dell'alluvione di Capoterra ha avuto 100.000 contatti. È un numero elevatissimo. Perché è elevatissimo? Perché quello stesso giorno i giornali ci hanno bombardato di informazioni, i telegiornali. Il giorno dopo si sono spese pagine e pagine del quotidiano, ma le notizie erano già vecchie. Chi voleva le notizie in tempo reale si è connesso e non ha trovato la rimasticazione di ciò che è andato in onda, ha trovato il tempo reale. E non so se voi abbiate un'idea di come vengano immesse in rete queste informazioni attraverso i canali dei giornali. Ormai tutti i giornali hanno una versione online, sono quasi tutte libere, ci sono varie forme, qualcuno ha scelto di rendere libero l'accesso alle notizie e magari a pagamento gli archivi. Naturalmente il sito istituzionale della regione ha una storia completamente a sé, ma la regione è un'istituzione. Però gli altri giornali hanno fatto questo tipo di scelte. Normalmente si mette sul web la notizia, si mettono sul web le notizie più importanti della giornata aggiornate in tempo reale. Questo lavoro, per quanto riguarda la Nuova Sardegna, per esempio, lo fa il direttore. All'Unione Sarda funziona diversamente. L'Unione Sarda ha aperto una trattativa e i giornalisti dell'Unione Sarda hanno ottenuto in questo senso anche dei riconoscimenti di natura economica, per cui ognuno di loro a fine serata fa una sorta di sunto aggiornato all'ultimo momento di ciò che sono le notizie più importanti del giorno. E questa è informazione fruibile, l'informazione locale che diventa fruibile per tutti, si clicca, si entra e si legge. Questo naturalmente non toglie nulla all'importanza della comunicazione cartacea. In qualche modo lo ha accennato anche Giovanna, mi sembra, nella sua introduzione, però anche Umberto lo ha, come dire, accennato, cioè la stampa, i giornali svolgono una funzione diversa e si va verso un sistema sinergico, un sistema di tecnologie che incontrano diversi segmenti della popolazione. Lo stesso Soru, che appunto non viene mai intervistato dai giornali sardi, ma sul quale potete sapere quasi tutto, quello che non si racconta ve lo dice Umberto in separata sede, cioè qui, poi potete andare sul web e saprete tutto, e questa è l'informazione fruibile per tutti in tempo reale. Questa è la vera come dire, la vera prospettiva del futuro. Ecco perché andando sempre più verso un mondo ad altissima tecnologia, dove comunque sussistono ancora dei problemi tecnici, dei problemi pratici. Vi faccio un esempio: i giornalisti che ancora, forse l'avete sentito, non hanno rinnovato il loro contratto. C'è stata tutta un'avvertenza aperta per i giornalisti che si occupano dell'informazione online, e questo ha costretto anche la categoria a rivedere delle posizioni, ad avviare una trattativa, e anche questo incide sul modo di fare informazione e di offrire le informazioni, perché naturalmente si è dovuto ripensare anche al ruolo del giornalista e agli strumenti che il giornalista può utilizzare per mettere a disposizione fette di sapere, anche perché il ruolo vero della stampa dovrebbe essere quello: condividere informazioni, quindi fette di sapere. Poi è vero che con i politici esiste uno scontro tra caste, quasi direi, due caste che vivono in una situazione di parallelismo, non dico di osmosi perché sono cose diverse, ma i cui mondi finiscono per intersecarsi, e quindi la comunicazione politica, la comunicazione in genere, risente anche delle contrapposizioni di questo sistema, tanto più appunto in un caso
come quello che conosciamo noi, dove esiste un personaggio che ha fatto della contrapposizione il suo punto forte, ciò che era una diminutio è diventato invece un punto forte, da qualunque parte la si voglia guardare, perché in ogni caso se ne discute. Ed ecco quindi che l'informazione che passa attraverso i canali della tecnologia e che si arricchisce degli strumenti di comunicazione moderni è diventata una parte del nostro vivere. Quando andate in edicola trovate sempre più DVD, CD, trovate anche giornali, speriamo ancora per molto. Io sono convinta, però c'è veramente di tutto. Questa è la ulteriore dimostrazione che l'informazione ha necessità della tecnologia, anche dal punto di vista materiale, perché al di là del giornale, che ripeto, ne sono profondamente convinta, e se li esaminerete con più attenzione, forse dopo questa nostra conversazione vi renderete conto che sono sempre più giornali di approfondimento, hanno bisogno degli strumenti tecnologici sia per formarsi ma anche per attirare, perché il mercato della carta stampata, avendo come dire, come concorrenza anche interna, appunto ogni giornale ha la sua redazione web, esistono solo dei giornali online, esistono però anche tutti gli altri supporti mediatici e il giornale naturalmente deve mantenersi al passo. Quindi cosa fa? La strategia politica più forse lungimirante si associa, diventa un tutt'uno, propone il giornale ma propone anche il libro di Salvatore, due belli libri, il film l'abbiamo dato anche noi, forse con l'Unione, ancora con la Nuova Sardegna, ancora no, ma ci arriveremo, siamo sulla buona strada. La verità è questa, si dà l'enciclopedia ma sempre più il dischetto. Andate a comprare Repubblica e vi danno anche il corso di inglese su dischetto naturalmente, perché poi abbiamo anche il problema dello spazio, degli archivi cartacei, non ce n'è più spazio, la carta costa troppo, costa sempre di più. Quindi è un mondo proiettato, quello dell'informazione, verso la tecnologia, che sicuramente non può fare a meno, anche per motivi di tipo economico, del cartaceo, perché l'altro versante della comunicazione sono le fonti sulle quali si sostiene la comunicazione, la pubblicità. La pubblicità sul web è un conto, la pubblicità sul giornale è un altro conto, non per niente si è scatenata appunto la guerra Sace-Sace, alla quale le due testate, maggiori testate regionali non sono del tutto estranee, anche la comunicazione è risente di questo. Io personalmente sono convinta del fatto che ancora di più ora che si va in campagna elettorale, ma sempre più la comunicazione politica che avverrà nei nostri giornali sarà anche un modo per recuperare terreno rispetto ad una decisione univoca che ha sottratto forme di sostentamento essenziali, perché mantenere in piedi i giornali ha un costo elevatissimo, insomma. Quindi io ritengo che sempre più da qui al futuro avremo questa interazione. Un canale non soppianterà l'altro, si integreranno, resteranno. Sapete tra l'altro che in Sardegna siamo la quarta regione dove si leggono più giornali in tutta Italia, si leggono, ho alcuni dati, 64.000 lettori l'Unione Sarda, 59.000 la Nuova Sardegna, una forbice strettissima. Poi c'è anche il giornale di Sardegna, che però è un caso a parte, anche perché come sapete il giornale di Sardegna è un giornale che viene distribuito in parte gratuitamente, è un giornale preconfezionato con alcune pagine locali, però le altre sono quasi tutte uguali, del gruppo Epolis di Nicola Grauso. Diciamo, l'informazione maggiore resta quella data da questi due quotidiani, quindi io vedo il futuro dell'informazione in questo senso, tecnologie sempre più avanzate, perché questa è la richiesta del pubblico, questo è ciò che avremo noi, che continueranno a convivere e che dovranno modificarsi. Si dovrà modificare anche il ruolo del giornalista, le competenze, già in parte si va verso un futuro del genere. Per quanto riguarda la Nuova Sardegna, noi apparteniamo al gruppo editoriale L'Espresso, il cui vertice, sapete bene, De Benedetti ha dei grossi interessi nel campo dell'informatica, ma ancora non ci hanno detto, per esempio, di che morte dobbiamo morire, appunto sul versante web e sul versante dell'informazione
cartacea e online. Ci saranno delle scelte, hanno già iniziato a spaventarci dicendoci che i profitti del gruppo sono scesi di molto. Questo per noi è normalmente un campanello d'allarme, però l'informazione locale, cioè quello che succede a Nuoro o a Maccomero, a Cagliari o a Oristano, risente anche dei flussi di informazione mondiale e delle scelte mondiali. Immaginatevi il New York Times che ha unificato le redazioni, il cartaceo e il web sono ormai la stessa cosa, tagli grandissimi sul personale, licenziamenti di massa, quasi un'operazione necessitata. Sapete bene che con la crisi della new economy anche la crisi anche dell'informazione attraverso il web c'è stata, ci sono stati forti licenziamenti. Noi ancora non sappiamo verso dove andremo, però ripeto, ritengo che la strada sia ormai quella, il giornalista dovrà fare altro e questo significherà che anche l'informazione avrà diversi canali di fruizione e bisognerà vedere quando il pubblico sarà in grado di accoglierli. Io avrei finito, non ho detto niente di quello che avevo scritto, vi ringrazio comunque, spero che facciate qualche domanda, grazie.